l'ultimo libro della B-System Editori che verrà presentato proprio il venerdì prossimo alle 21 in centro a Seglio Veneto. Ne parliamo con lo stesso autore Giulio Serra. Giulio, innanzitutto grazie per aver accolto il nostro invito e vogliamo chiederti appunto, nient'altro che Uomini, di che cosa si tratta. Sì, grazie a voi. Dunque, Nient'altro che Uomini è il primo libro che esce per la B-System Editore della collana Le Scie. È una collana che vuole parlare di presente e passato ovviamente nel territorio del portoghese. Quindi questo libro segue esattamente questa linea, praticamente è una raccolta di 37 lettere autografe mai uscite prima nella collezione privata Vincenzo Zollo di soldati portoghesi catturati al fronte durante la seconda guerra mondiale. Dunque sostanzialmente sono delle vere e proprie opere che doniamo, per così dire, al territorio, condito però questo libro da due parti preliminari che anticipano per l'appunto l'esposizione di queste 37 lettere con testo a fronte, in cui si parla della scrittura durante la seconda guerra mondiale, dell'importanza della scrittura, della censura, e si fa anche una panoramica sulla seconda guerra mondiale nel portoghese. Quindi sostanzialmente si è sempre molto parlato e discusso della prima guerra mondiale del 15-18. Per la prima volta o comunque per diciamo una delle prime volte si va invece a toccare il secondo conflitto mondiale. Tra l'altro ricorrono i 70 anni dal 43, quindi dall'8 settembre 43, l'anno dell'avvio, per così dire, della resistenza. Giulio, che cosa emerge dal racconto di questi militari, ovvero che cosa cambia, possiamo dire, con queste lettere, quindi si vede da un altro punto di vista evidentemente anche la guerra? Esattamente, infatti il nostro tentativo è proprio questo, quello di far vedere con una prospettiva diversa, una prospettiva nuova la guerra. Da queste lettere sostanzialmente dal punto di vista narrativo stilistico sono abbastanza tutte simili a loro. Dicevo prima, la censura sbarrava ogni tentativo, per così dire, di aggiungere qualcosa in più, quindi sono lettere in cui si parla fondamentalmente di come si sta, cioè l'autore, quindi in questo caso i soldati, scrivono a casa dicendo della loro condizione mentale, fisica, chiedono qualche pacco, qualche vivere, qualche pacco di sigarette. Però la forza di queste lettere sta nel fatto che sono state scritte in un momento devastante della vita di questi ragazzi. Ecco perché appunto nient'altro che uomini. Non erano soldati scelti, non erano soldati come oggi con 1000 tecnologie, erano dei ragazzi buttati al fronte, lasciati, per così dire, a loro stessi. E queste lettere ne danno una forte testimonianza.